Allora, proseguiamo il nostro telegiornale con il secondo ospite. Diamo il benvenuto a Ermanno Grilli, Front Furlan. Buonasera, grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Più volte abbiamo affrontato il problema della ludopatia, sempre più esteso questo fenomeno negativo che sta affliggendo anche il Friuli Venezia Giulia, tante le persone che poi cadono nel tranello purtroppo del gioco d'azzardo. Qual è un po' la situazione generale? Beh, guardi, qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo praticamente il record diciamo mondiale, perché ce ne sono oltre 120 ogni 1000 abitanti, e abbiamo proprio in Italia, facendo una media italiana, abbiamo questo record. Non è un record di eccellenza, è un record negativo, è come avere il record delle malattie. Le dipendenze, prima c'erano le dipendenze da droga, da alcol, da tabagismo, si è aggiunto questa nuova dipendenza moderna. Del gioco d'azzardo. Sì, del gioco d'azzardo, la chiamano ludopatia, ma è veramente devastante, perché quando la famiglia si accorge che uno della famiglia è affetto da questa malattia è troppo tardi, perché ormai ha dilapidato il patrimonio, ha venduto magari casa e si è indebitato con amici e parenti, e si accorgono quando uno viene a riscuotere il dovuto. Dopo tempo magari chiedono alla moglie: ma tuo marito quando mi ritorna? Allora lì si segretola la famiglia e c'è il disastro assoluto. Tanti giovani, purtroppo, tanti ragazzini, tanti giovani, ma anche tanti pensionati, perché questo è anche un fenomeno che sta aumentando. Sì, esattamente. L'età media dove c'è più alto numero di affetti di questa malattia sono dei 35 a 45 anni, però c'è un'enorme fetta di pensionati che una volta che iniziano a giocare, ma non c'è solamente il grattavinci, quei giochi che si usavano una volta, adesso ci sono le slot machine presenti un po' dappertutto nei bar, negli esercizi pubblici. Sì, ma sono studiate appositamente per carpire, diciamo, l'attenzione dell'individuo e poi far sì che lui non possa farne a meno di giocare. Se uno sta un giorno, 2 giorni senza giocare, ha una crisi di astinenza addirittura, e questo è grave. Però vorrei anche informare il fatto che tante amministrazioni e tanti sindaci non sono informati del fatto che esiste una legge regionale del febbraio 2014 dove impone a chi dà queste concessioni dare le concessioni solamente agli esercizi pubblici che distano oltre 500 metri, chiese, scuole, ogni qualsiasi centro conviviale o di aggregazione. Quindi per la stragrande maggioranza dei comuni friulani, per il 90% delle macchinette sono già fuori legge, o quantomeno quando scade la concessione non rinnovare la concessione. Basta il cittadino, il sindaco è il primo garante della salute del cittadino, e quindi per tutelarla dovrebbe comunque informarsi e applicare questa legge. Ecco, tra l'altro lei è presidente di un'associazione contro il tabagismo, ma in questo caso anche si occupa di ludopatie, e quindi siete a stretto contatto anche con fra associazioni per portare un po' anche all'attenzione dell'opinione pubblica a queste problematiche. Anche perché in effetti quando c'è una dipendenza, di pari passo parallelamente di solito c'è un'altra dipendenza. Assieme al gioco di azzardo ci può essere il tabagismo, ci può essere anche l'alcolismo, non c'è mai una sola dipendenza. Ce ne sono sempre due correlate. La persona è sempre fragile da più punti di vista, da più versanti. Sì, ma oltretutto porta via una parte economica alla microeconomia regionale importante, perché si parla di circa 1,5 miliardi di soldi che vengono investiti in questo settore, che poi non ritornano allo Stato, perché lo Stato prende una piccolissima parte di ciò. Va a 2 agenzie internazionali private che gestiscono il tutto. Appunto, e quindi certamente questo è un problema che dovrà essere affrontato sicuramente al più presto. Grazie a Ermanno Grilli, Front Furlan, grazie per la sua partecipazione al telegiornale di Video Regione. Resti ancora un attimo con noi.